Buon pomeriggio cari telespettatori, donne e uomini di questo mondo, tanti auguri, buon San Valentino a tutti quanti voi. Oggi è il 14 febbraio e in diretta da Ten e Lode, dallo studio 4, direttamente dagli studi di Ten, siamo in onda con la nostra puntata, precisissimi con Ten e Lode. Oggi una puntata dedicata all'amore, si parlerà tantissimo dell'amore, con le vostre dediche che arriveranno sicuramente in diretta, tanti ospiti, tra cui il presidente della provincia Franco Iacucci, poi avremo una cantante attrice che è Giada Cosenza, avremo con noi anche Marco Sciarra, un rapper famosissimo, e in collegamento fra pochissimo con Francesco Algeri per il dolce di San Valentino. Tantissimi ragazzi ancora oggi con tanta musica. E in particolar modo avremo anche il campione di fotografia subacquea. Anche questo significa amore, amore per il mare, amore per l'ambiente. Rimanete con noi, a tra poco, con Ten e Lode. Eccoci cari amici, ben ritrovati. Oggi vi chiederete, ma Giuseppe nell'anteprima non ha citato gli opinionisti, non ha citato la social room, che cosa sarà successo? E ve lo spiego subito, la social room sta qui con me in studio, ciao alla nostra bellissima Vincenza come al solito. Buon pomeriggio Giuseppe, la social room non può mancare mai, quindi io ne approfitto se mi dai questa possibilità e certo. Ricordo ai nostri telespettatori che possono e devono oggi più che mai interagire con noi sul nostro numero WhatsApp 345 92 11 221, però mi raccomando aspettiamo anche le vostre telefonate in diretta allo 0984 41 720. In più c'è il nostro Alex che ovviamente freme in attesa. Alex già è prontissimo a partire con le tante dediche che sono sicuro arriveranno. Alex, secondo te quali autori ti chiederanno oggi? Ma in base al target, secondo me qualcosina di Claudio Baglioni ci scappa. Secondo te qualcuno chiederà Claudio Baglioni? Claudio Baglioni, qualcosa di Ramazzotti sicuramente. Rimaniamo in tema love, quindi sicuramente. Bene, bene. Come vedete invece dall'altra parte oggi mancano i nostri opinionisti perché per impegni personali non hanno potuto essere qui con noi. Li salutiamo ma in collegamento, quindi saluto sia Damiano Giordano e sia Antonio D'Amico, ma credo che in collegamento Skype oggi avremo anche Antonio D'Amico. Giusto dalla regia, mi date conferma? Pronto? Abbiamo collegato Antonio? Io ci sono. Ah, eccolo là, io ci sono, anche un po' abbastanza con tono deciso. Com'è guardarla da casa, Antonio? Da Dio. Che è cattivo, cattivo. Boh, siccome lui oggi non è in studio, capito, fa la parte, no, Fred. Senti Antonio, come stai? No. Sto meglio. Diciamo che ho avuto una piccola paura stamattina, ma è tutto sotto controllo, è un problema di vista. Bene. In settimana risolveremo. Benissimo, l'importante è che stai bene. Guarda, al tuo posto noi abbiamo queste due meravigliose ragazze, abbiamo abbiamo Giada Cosenza che è cantante e attrice, fra pochissimo la sentiremo cantare, lei la ricorderete, è stata anche, ha preso parte anche al corto di Muccino, e poi abbiamo con noi anche la bellissima Erika Bonadio che canterà con noi, sarà in studio per dedicarci un brano direttamente dalla scuderia La Voce Produzione. Ma attenzione, dicevamo che oggi è una giornata dedicata all'amore, quindi al San Valentino. E come Antonio, tu sai che come consuetudine il nostro chef, il grande Francesco Algeri, è pronto a deliziarci con lo vedo in video ed è impietrito nel suo color rosso fuoco. Sentiamo se è collegato. Eccolo qua. Francesco, come stai? Ciao, buonasera a tutti, bene, grazie. Allora chef, abbiamo appena finito il pranzo, le coppiette stasera non hanno fatto la cena al ristorante, quindi l'hanno fatta a casa il pranzo. Quale dolce consigliamo
agli innamorati? Allora, il dolce che consigliamo oggi è un dolce facilissimo, veramente semplice da realizzare, che non ho scelto io, ma è stato scelto dalle persone tramite un sondaggio su Instagram. Hanno scelto il tortino al cioccolato cuore caldo. Tortino al cioccolato cuore caldo? Assolutamente sì. Chef, come sei bello tutto di rosso, con Ma i infatti cuori stavo alle notando- spalle. Grazie. Stavo notando tutto questo rosso, chef, l'hai fatto appositamente? Ma io romantico. A chi hai rubato la cucina questa volta, chef? Questa volta è È casa la cucina sua. di casa mia. Questa È casa mia. sua questa. Antonio, tu lo Sì, conosci, questa- lo conosci bene, quindi... Questa è la cucina di casa mia. Io ci tengo a precisare che è vero che oggi è la festa degli innamorati, ma San Valentino non è solo l'amore tra due persone, ma è l'amore in generale. Quindi noi celebreremo questo dolce, l'amore in generale. Beh, dici bene. Allora, Vai con la ricetta. ok, se voi fate vedere la Vai, dacci gli ingredienti. Ok, allora abbiamo cioccolato fondente, burro, zucchero a velo, farina e uova. La prima cosa da fare è mettere cioccolato fondente e burro a bagnomaria. Scappato. Dove è andato? Non sono scappato. Nel frattempo mescoliamo le uova con lo zucchero a velo. Questo è un dolce che possono fare anche i bambini, ve lo garantisco. Vado a mescolare in questo modo le uova con lo zucchero. Antonio, sta andando bene secondo te? No, non ti sento critico stavolta. Antonio? Forse dopo... No, io sto osservando il movimento del frustino. Molto andam. Aggiungo la farina e restiamo in attesa qualche secondo del cioccolato che si scioglie con il burro. Nel frattempo dobbiamo accendere il forno perché questo tortino deve cuocere tra gli 8 e i 10 minuti per avere l'effetto cuore caldo. Perfetto. Quindi è importantissima questa cosa. Quindi tu c'hai il cuore caldo. Assolutamente sì. Antonio, Mentre tu... si scioglie il nostro cioccolato io vado a imburrare 4 tortini perché vengono fuori 4 tortini. Bene. Giuseppe, Quindi burro. io vorrei chiedere una cosa ad Antonio. Antonio, ma tu ce l'hai il cuore caldo come il nostro chef? Sempre. Vedi? È anche lui nel mood romantico oggi. Sì, No, secondo io me non quello credo della che vista è oggi stata una sia scusa. la Cioè, festa degli innamorati. secondo Perché chi ama tutti l'anno, quindi Hai ragione. Ma l'hai fatto un regalo a tua moglie? tutti i giorni. Fermi, abbiamo una telefonata in Fantastico. linea, un attimo, bellissima questa cosa subito. Vai, Io sentiamo. comunque mi sento Antonio, lontani, quindi Antonio, aspetta un attimo. se il riente può crearmi... Antonio, aspetta un attimo, abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi abbiamo al telefono. Pronto? Pronto? Pronto, sono Loredana da Rente. Loredana? Volevo fare un in bocca al lupo al mio vicino di casa Francesco Algeri, che adesso resta a Milano, a Lodi. Un abbraccio grande, Ciccio, ti voglio bene. Vediamo se ha sentito Francesco il collegamento. Francesco, chef, ti è arrivato un saluto in diretta. Ma io sento una musica, non sento niente. Allora, era Loredana, giusto? Ho ricordo bene. Loredana da Loredana Rende. da Rende, la tua vicina di casa, ti ha fatto un saluto. Ringraziamo Loredana, possiamo Grazie, staccare grazie. il collegamento. Grazie Loredana per aver chiamato. Chef, intanto che tu prepari il tortino e lo stai mettendo in forno, Alex, io direi. Io sono arrivato, guardate. Ah, vai. Quanto manca? Aggiungo.
No, un secondo, guardate. Cosa stai facendo adesso? Hai messo la crema all'interno della... Adesso praticamente ho sciolto il cioccolato, Sì, l'ho aggiunto al mio impasto perfetto. e il tortino praticamente è pronto. Vado a mettere questo impasto nei miei pirottini Bene. e vado ad infornarli per 8 minuti. Quindi ci vediamo tra 8 minuti. Tra 8 minuti esatti ti chiamerò, va bene? Alex, Benissimo, a tra poco. a questo punto per gli innamorati dedichiamo anche noi qualcosa, no? Siamo in apertura. Vai con un bel pezzo dedicato all'amore. A tutti gli innamorati. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto, dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perde e ti perdo, è quello che è stato. Mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vai! Auguri a tutti gli innamorati da tutto lo staff di Tenellode, buona domenica! E a mano vedrai con il tempo sopra il suo viso lo stesso sorriso che al vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può nascere un fiore da questo mio amore per te. Bravo il nostro Grazie. Alex. Oggi sarà una giornata di tanta musica, Alex, quindi avrai un bel da fare oggi pomeriggio con il nostro Ten e Lode. Ma intanto che aspettiamo gli 8 minuti del nostro chef, fatemi parlare con Giada Cosenza, che inviterei anche qui vicino a me. Vieni tranquillamente, Giada, perché dovete sapere che ciao, ben arrivata intanto. Sei emozionata? Sì, un po'. Un po' emozionata. Abbastanza. Allora, parliamo di Giada. Giada perché è qui? Giada ha realizzato il suo lavoro Primo dal inedito. titolo Va bene, uguale, che è il brano di esordio, insomma uscito veramente da poco, Venerdì 12 febbraio. 12 febbraio.
Vogliamo parlare un po', ecco, come nasce questo pezzo? Allora, io diciamo che è già da molto tempo che volevo iniziare questo percorso proprio dei brani inediti, per parlare di me, della mia vita, insomma. Poi ho trovato il momento giusto perché ho conosciuto 2 persone eccezionali, 2 professionisti. Quindi va bene uguale significa parlare anche di te? Sì, comunque vada va bene uguale, qualunque cosa possa accadere nella vita va bene uguale. Sì. Senti, chi ha scritto testo e musica? Come stavo per dire, Ernesto De Luca ha scritto il testo e Roberto Sasso arrangiamento e musica. Sono 2 grandissimi professionisti e infatti grazie a loro ho potuto realizzare questo meraviglioso progetto che... E senti, dando un tuo... prova a darti una tua valutazione, no? Dai un tuo giudizio, come è andata? Io sono molto critica. Appunto, proprio perché me l'hai detto appena sei arrivata di là, quindi... Sì, sono molto autocritica, quindi... Beh, abbastanza bene. È il tuo primo lavoro? Sì, il primo quindi inedito. per essere il primo lavoro... Abbastanza bene, sta andando davvero bene, molte visualizzazioni e non me l'aspettavo sinceramente, però... Bene, bene. Senti, cinema e musica sono le passioni della tua vita, sì. Giusto? Ma come sono nate e come le coltivi? Allora, il canto diciamo che fin da bambina io camminavo per casa con lo stereo e il microfono e giravo per casa così, no? Cantavo sempre dalla mattina alla sera. Poi il cinema, ho fatto musical per un bel po' di anni e poi ho iniziato il cinema che diciamo è stato un mondo, è stata una scoperta che è iniziata più o meno quasi 5 anni fa e da lì poi ho iniziato ad amare il cinema come non mai, è una parte fondamentale della mia vita, ecco. Gli autori mi scrivono che tu hai preso parte anche al video di Muccino, il video Sì, Calabria Terra Mia. Calabria Ho avuto una una figurazione speciale. Ecco, qual è stata? Una figurazione speciale, non mi vedo molto in video perché comunque poi in post-produzione diciamo che le varie scene poi vengono magari tagliate. Ok. Com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza per me da attrice. Stare sul set con Muccino è stata un'esperienza davvero importante perché solo essere diretta da lui per me è stato molto molto bello. Bene, senti, allora tu oggi sei venuta per mostrarci proprio questo capolavoro, questo lavoro che hai realizzato, quindi vedremo insieme il videoclip e poi ne parleremo fra pochissimo. Prego regia, mandiamolo anche a schermo intero così lo vediamo tutti. Dai, non guardarmi così, lo sai che mi imbarazzo, no? Gran Bretagna e Olanda. Si va veloce sul vaccino anti-Covid in Europa. Il 21 dicembre si riunirà l'Agenzia Europea per i Medicinali per l'approvazione. Si punta ad un via libera prima di Natale. Quante volte avrei voluto dirti che sto bene anche senza sentirti, che finalmente vedo tutto senza filtri, anche se ho voglia di abbracciarti. E non sai quante volte avrei voluto farti male, tanto male ma non so riuscirci, perché tanto non serve a niente ferirti, spero di non incontrarti. Ma tanto non è vero niente, io non ci riesco e non te ne frega niente. Tu rimani meravigliosamente distante e continui a stravolgermi costantemente, mentre tutto va bene, se non va bene uguale. Questa vita la lascerò scorrere normale. Ogni giorno io cercherò di renderlo speciale, per vedermi gioire dentro gli occhi di mia madre. E sto bene ed ogni giorno è bellissimo, il mio sogno lo realizzerò prestissimo. Ma se pensi in fondo già l'ho mezzo realizzato e mai
nessuno mi ha aiutata. Avrei voluto sentirmi protetta, poter fare le cose piano senza fretta, raccontarci la giornata sotto una coperta per capire che la nostra storia era perfetta. Mentre tutto va bene, se non va bene uguale, questa vita la lascerò scorrere normale. Ogni giorno io cercherò di renderlo speciale per vedermi gioire dentro gli occhi di mio padre. E per quanto mi sforzi che sia tutto normale, ogni volta nei tuoi occhi vedo il fondo del mare. Ogni volta è come un bellissimo dolore, di quel mare mi sento annegare. Mentre tutto va bene, se non va bene uguale, questa vita la lascerò scorrere normale. Ogni giorno io cercherò di renderlo speciale per vedermi gioire dentro gli occhi di mia madre. Complimenti, facciamogli un bel applauso a Giada. Senti, ci sono delle immagini di posti bellissimi, cioè Sì, dove è stato girato il videoclip? Devo dire che ognuno di questi posti mi ha lasciato davvero qualcosa nel cuore perché sono meravigliosi. E dalla Sila, infatti volevo ringraziare il sindaco di Mendicino che mi ha dato l'opportunità appunto di far parte, diciamo, con il videoclip grazie a questa meravigliosa Palazzo Campagna si chiama, dove abbiamo girato appunto alcune scene del videoclip. E quello è stato, diciamo, il posto più in assoluto che mi ha lasciato davvero un'emozione grandissima. Progetti per il futuro? Beh, diciamo che Finito questo primo lavoro, siamo già all'opera per il secondo? Come... al momento ancora no, perché un attimo mi devo riprendere da questo. Poi piano piano, diciamo che io il mio scopo principale è quello di lavorare nel cinema, quindi io spero di poter lavorare tutti i giorni su un set, diciamo, di film, perché... Ti appassiona, ecco, il mondo Sì, del cinema? Sì. Mettendoli su una bilancia, quale non- pesa di più? Non saprei quale scegliere, perché sono due passioni davvero innate e non saprei quale scegliere tra le due. Perché entrambe hanno un peso non Sì, indifferente, molto cioè importante. hanno Non un riuscirei peso proprio a farne a meno. di sacrificio, insomma, Sì. di studio, di lavoro, Studio, sì. c'è tanto Sì, lavoro quindi, dietro. sì. Bene, noi ti facciamo un in bocca al lupo. Grazie mille, e grazie. quindi grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Sentiamo se c'è qualcuno dalla social room. Anzi, aspetta, fammi sentire Antonio D'Amico cosa ne pensa. Antonio, sei collegato con noi? Io sono sempre qui in linea. Perfetto. Tu oggi non sei opinionista come dire, in studio, ma collegato devi stare con noi fino alle 17:28, anzi 17:30. E guai se stacchi prima la Non ti connessione. preoccupare che non ti abbandono, stai sereno, Bravo. sorridi che ti sto vedendo in TV, devi sorridere, sorridi alla vita. Com'è facile dall'altra parte, oggi ci divertiamo, la prossima volta resto io a casa e faccio la stessa cosa, anzi visto che Purtroppo c'è gli imprevisti in previsione non la si partenza calcolano. per Sanremo, vediamo un po' chi fra te e Damiano poi condurrà magari dallo studio e io magari me la diverto via Skype. Ma noi siamo qui ad aiutarti, purtroppo tu lo sai. che Antonio, oggi senti, bando alle è ciance, successo quello che è successo. come sta questa, come ti è sembrato il video di questa ragazza, Giada? Allora, molto bello, sai che io adoro i paesaggi, le ambientazioni e tutto quanto. Mi piace l'utilizzo dei centri storici, dei palazzi di pregio, quindi una bella operazione. È sempre un'operazione di marketing territoriale quella che si fa, anche con l'utilizzo di un testo musicale, è sempre buono. Bene. Giada, sentiamo la social room se ha qualche messaggio per te e poi ti lascio tranquilla
con gli altri ospiti. Sì, Giuseppe, abbiamo ovviamente dei messaggi per la nostra Giada, oltre ai tanti complimenti che ti fanno, sia per quanto riguarda il timbro della tua voce, che è davvero tanto melodico e Grazie. dolce, e anche ovviamente per quella che è stata la tua interpretazione. Ti chiedono, ma la passione della musica, quindi del canto, e la passione nella recitazione, da dove viene? Quando ti è venuta e come ti è venuta? Come dicevo prima, diciamo da quando ero piccola con il canto, la recitazione l'ho scoperta poi dai 10 anni in su, iniziando con il musical e poi finendo al cinema, appunto, che diciamo è una cosa innata, non se la sa spiegare, ma si vede negli occhioni lucidi che c'ha, che sono abbastanza... Parte da me, è una cosa, non riuscirei mai a fare a meno di questo, quindi... Brava. È una cosa molto importante. Brava. Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ti lascio riprendere posto, anzi resta pure qui con me. Cambiamo un attimo argomento, ma restiamo sul dolce, perché il nostro chef, trascorsi gli 8 minuti, vediamo questo tortino al cioccolato come sta venendo. Chef, anche perché abbiamo tanti innamorati oggi che vogliono... Dimmi, a che punto stiamo, chef? Non dirmi che hai bruciato. Aspetta che non ti sento, chef. Siccome, chef, non ti sento, faccio ripristinare il collegamento, vado in pubblicità, e me lo lo so, vado in pubblicità e me lo racconti dopo, va bene, chef? Così ripristinano un attimo l'audio. Pubblicità, a tra poco. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto, ho capito, già te ne stai andando. Dici tanto, no, mai per te, non piango più. Che ne sai, non ti hanno detto mai di no. Che ne sai che cosa sono e non si può. Te ne vai come non fossi niente, come fosse che. Te ne vai perché non c'è più niente da perdere. Te ne vai come ci fosse un altro, come se ti stesse già aspettando, come se esistesse qualcun altro uguale a me. Che ne sai, non ti hanno detto mai di no. Tu non hai mai pianto e non sai che cosa sono e non si può. Te ne freghi tanto, no, non lo sai, cosa vuoi, cosa stai cercando, no, non è mai, non è noi, ti innamorerai a marzo, il 16 marzo. Fossi pazzo, si pazzo di te. Me ne vado perché un po' ne ho voglia, un po' perché per te l'amore dura un anno, perché te sai come cancellarlo. Vuoi solo che non ti stia cercando più come me. Che ne sai, ti hanno detto mai di no. Tu non hai mai pianto e non sai che cosa sono e non si può. Te ne freghi tanto, no, non lo sai cosa vuoi, cosa stai cercando, no, non è mai, non è noi, ti innamorerai a marzo.
Io sono nato il 17 marzo. Forse è 17 dovevi nascere, guarda. Non lo auguro a nessuno quello che ci combini qua al Tennellota, non sto scherzando. Grande Alex, complimenti come sempre. Allora, in questo blocco avete la possibilità di scrivere a Vincenza, man mano Vincenza dalla social room ci chiederà i brani che insomma richiederete. Mi raccomando, Alex, dedicateli sì, alle persone a cui volete bene. se volete potete anche dire dedicate a un brano e fa Alex, non c'è problema, quindi basta semplicemente scrivere, ricordiamo i numeri 0984. Allora, potete telefonare da casa allo 0984 41 720 oppure potete mandarmi un WhatsApp al 345 92 11 221. Perfetto, adesso fatemi ricollegare con lo chef per vedere il tortino finalmente, è arrivato il momento di mangiarlo sto tortino. Chef, vai! Allora, Ti vedo. speriamo bene, Vai. perché gli 8 minuti sono passati abbondantemente. E il tortino adesso- si è sgonfiato. Ecco. Vediamo, io vado adesso a decorarlo innanzitutto. Guarda, ci ha messo anche... C'è una sorpresa anche per voi, Vi faccio vedere subito. Ah, che carino. È tremendo, guardate, è di un'originalità assurda questo chef. Chef. Ma in questa utilizzando. sacca poche che cosa abbiamo? Sto utilizzando la panna rossa colorata con il colorante alimentare. Con il colorante. Ecco, mo inizia il giusto. Colorante quale colorante? Vai, sentiamo perché questo colorante. Quale colorante, chef? È un colorante alimentare per fare il rosso. Quindi è un colorante alimentare, ok. Sì. Va bene. Io resto sempre della mia idea che i coloranti devono essere creati tramite i frutti. Chef, io ti chiedo scusa, stiamo facendo un passo alla volta, adesso piano piano l'abbiamo convinta a stare a casa, fra poco non lo faremo collegare nemmeno via Skype. Ma guarda Antonio, ma guarda Ma qua- lui è un innamorato, ha l'amore nel cuore. ma qua merita un applauso da tutta la redazione, chef. Vediamo se l'effetto cioccolato c'è. Fantastico, Perché è guardate. passato troppo tempo, però vedete il cuore è morbido. È morbido come il tuo cuore. Guardate lì, chef, straordinario. Chef, a chi dedichi questo piatto? C'è Lo qualcuno dedico oggi a a cui puoi tutte dedicare le questo persone, piatto? lo dedico a tutte le persone che credono ancora nell'amore. Ripeto, ma non amore. Però dai, ci sarà qualcuno nella tua vita, ci sarà qualcuno a cui lo dedichi questo tortino d'amore? Vi faccio vedere a chi lo dedico. Vedete a chi lo dedico? Vediamo, dai, sì. Vai, vediamo a chi lo dedica. Ma io già lo so a chi lo dedichi. E intanto a proposito di dediche, di amore, ma guarda là, facciamo. Eccola, questo è l'amore di Chef Algeri. Cuore. Che bello. Chef, io ti saluto perché so che tu oggi hai anche un impegno importante alle 17, quindi grazie per questo collegamento come sempre. Grazie a voi, grazie a tutti. Maestro, grazie delle sue chicche e delle sue regole di sana cucina. Grazie. Alla prossima. Grazie. Ciao chef. Possiamo chiudere il collegamento con lo chef Algeri e intanto proviamo a collegarci con Giuseppe Riente, perché Giuseppe Riente, dovete sapere, è uno dei nostri esperti qui, tecnici audio e quant'altro. Quando si parla di amore, si parla di famiglia soprattutto, vogliamo cercare di essere vicini anche noi in una giornata così bella, perché pensate che è nata sua figlia, è nata la piccola Giulia. Lui oggi non è qui in studio con noi naturalmente, però noi vogliamo essere vicini lo stesso. L'abbiamo chiamato con una scusa al telefono, vediamo se sono riusciti a creare il collegamento e noi facciamo finta che abbiamo bisogno di qualcosa di urgente per la diretta. Un attimo, proviamo a collegarci con lui. È in linea? Pronto? Pronto? Sì, ciao Giuseppe, mi senti? Sì. Ciao Giuseppe, scusami, noi qui abbiamo un problema, non riusciamo ad andare avanti con la diretta. Tu non è che puoi lasciare un attimo? Sì, dobbiamo vederci domani mattina comunque.
Non riesce a venire adesso, Giuseppe, è urgente, No, non riusciamo a andare... no, mi Giuseppe, dispiace, qua si è guarda, bloccato tutto, Giuseppe, non riusciamo ad andare in onda, Giuseppe, abbiamo problemi seri. Ci metterei troppo tempo realmente per arrivare lì da voi. Ma perché tutto questo tempo lo devi dedicare a tua figlia? Auguri! Tanti auguri, Peppe, a te, a tua moglie. Tanti auguri a te. L'ultima volta che hai contato tanti auguristi, che è successo? Aspetta Peppe, aspetta un attimo Alex. Giuseppe, auguri veramente di cuore a te, a tua moglie e alla piccola Giulia. Come stai? Come ti senti? Bene, realmente la principessa di casa, realmente. Dopo Anche perché tu hai 2 maschietti, quindi siete 3 maschi a casa, è arrivata la compagnia anche per, come dire, per tua moglie, no? La femminuccia di casa. Tanto voluta, è arrivata, quindi mia moglie è più tranquilla. Bene, senti Giuseppe, noi ci tenevamo perché come tu dici sempre bisogna essere una famiglia in tutti i momenti e volevamo stare vicini a te, a tua moglie in questa giornata così bella, quindi ancora gli auguri e noi continuiamo perché tu sai qui il bel da fare che c'è ancora per altre 2 ore circa, quindi grazie per aver risposto, come sempre dimostri la tua professionalità, avresti potuto staccare il telefono oggi invece come vedo insomma hai lasciato il telefono anche acceso. Grazie da tutti i tecnici, da tutta la redazione e da tutti noi. In studio, ci sentiamo presto. Grazie Peppe, auguri ancora. Stacchiamo il collegamento con Giuseppe Riente e andiamo invece avanti con la nostra social room. Vediamo se in questo momento sono arrivate intanto delle richieste. Assolutamente sì, sono arrivate delle richieste che io giro immediatamente ad Alex. Alex è San Valentino, quindi siamo tutti eccessivamente innamorati e i nostri telespettatori, 2 finora, hanno fatto la stessa richiesta. Una donna penso che sia o il suo compagno o suo marito, si chiama Claudio, e di contro invece un uomo per la sua compagna che si chiama Luisa. Ti chiedono di dedicare Il tempo delle mele. Bello. Il tempo delle mele, Alex, l'abbiamo in repertorio? Benissimo. Abbiamo. Your eyes open wide and I love you way. You don't have what I want to say. Feeling lost in a crowded room. It's a soon for a new love. When you smile, when look in your eyes, lost inside, I search on apart, feeling alone. While the people around you are so to find out. You feel handsome, misunderstood. I explain you all that I could. Something tell me this time is real. To where I feel. Complimenti al nostro Alex, bravo. Intanto che microfoniamo la prossima cantante che abbiamo con noi, che è la splendida voce di Erika Bonaddio, perché voglio chiamarla qui vicino a me un attimo per parlare con lei. So che è abbastanza emozionata anche lei, però vorrei scambiare due chiacchiere un attimo con lei. Vi ricordo che fra pochissimo arriverà anche il presidente della provincia, Franco Iacucci. Avremo con noi ospiti di questa puntata Francesco Sesso, più volte campione di fotografia subacquea, e poi avremo con noi anche Marco Sciarra, il rapper famosissimo per il suo ultimo capolavoro. Intanto vi faccio ascoltare la voce di Erika Bonaddio e poi dopo mi fermo con lei a parlare qualche minuto. Prego. Salve.
cantare, mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ti pinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Bene, facciamo progetti per questa nostra vita che ha tanti difetti e a volte ben salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre grida il cuore. E chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ti pinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ti pinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Grazie. Bravissima, accomodati pure, brava, brava, brava anche Grazie. tu, eh? Sei emozionata? Sì, molto, perché è la prima volta che comunque vado ospite in una TV e quindi sì. Bene. Senti, da quanto tempo canti? Allora, cantare fin da piccola. Ho iniziato a prendere lezioni invece da luglio. Perfetto. Sì. Senti, cosa significa per te cantare? È tutto. Cantare fa parte di me. Cioè, io senza cantare o comunque la musica non penso che riuscirei a vivere. Quindi Rappresenta anche... trovo me stesso nella musica. Rappresenta per te anche come dire, la strada verso il lavoro? Vorresti farla in maniera spero di sì. professionale? Spero di sì. Quindi non rimane solo un hobby, ma anche un'opportunità di lavoro? Sì, cioè, ci spero, poi non lo so. Ci speri e noi te lo auguriamo, anche perché arrivano i complimenti qua con l'applauso dello studio da parte di tutti. Grazie. Ma c'era Alex che voleva anche aggiungere qualcosa. Alex, Sì. vai. Io non mi esprimo mai, infatti forse è la prima volta davvero. È difficile emozionare un artista, è difficile emozionare un cantante, ma quando la voce arriva all'anima, l'anima piange. Mi hai
Si è emozionato davvero Alex. Grazie, veramente grazie. Bravo. Grazie tanto, perché quando una persona ti dice che si emoziona sentendo la tua voce cantare, cioè... Beh, vuol dire che hai toccato, esatto. no? Sì, la parte più bella, cioè il cuore. quello che voglio fare, cioè arrivare all'anima delle persone e emozionare. Brava. Quindi, cioè... E ci riesci sempre, Grazie. ci riesci bene, Grazie mille. riuscita anche in questa esibizione. Complimenti a te, grazie per essere stata con noi, ti puoi riaccomodare lì se vuoi tranquillamente, poi se hai anche un secondo brano dopo lo canteremo pure. Quindi... No, solo questo. Bene, andiamo avanti, noi fra pochissimo... Grazie mille. Grazie a te. Noi stiamo aspettando ecco, che arriva il presidente Iacucci della provincia di Cosenza. Intanto risentiamo, perché oggi è giornata dedicata alle passioni, all'amore, ai messaggi, soprattutto i tanti messaggi che stanno arrivando alla social room. Ce ne sono tantissimi, Giuseppe. Vai, allora, Vincenzo, a te la uno linea. per Giada, uno dei tanti. Brevissima Giada Cosenza, complimenti per il suo primo inedito. Sarebbe bellissimo ascoltarla cantare dal vivo, quindi grazie Giada per averci regalato appunto questa tua prima. E per la nostra ospite è una cosa che penso anche io, quindi la leggo, ma è una cosa che ho riflettuto mentre tu stavi cantando. Quando canti e quando parli di ciò che fai ti brillano gli occhi, ed è una cosa veramente bellissima questa qua. Io ti auguro di farne tesoro, perché è difficile oggi vivere così tanto emotivamente, interiormente una passione, quindi complimenti davvero. E poi Giuseppe, io ne ho una anche per te. Per me? Sì, vogliono sapere che cosa hai fatto tu oggi a San Valentino, oltre che venire qua a fare la lavoro. pennellode. Miei cari, siamo qua, siamo in diretta, non possiamo... Allora, che cosa farai dopo, Giuseppe? Dai, si vogliono fare un po' i fatti tuoi. Dai, vogliamo saperlo. Stasera, guarda, io ne approfitto per fare magari l'augurio a tutti i ristoranti, veramente, magari c'è la possibilità di fare una bella cena tranquillamente stasera, perché fino a una certa ora mi pare che è possibile. E fino quindi... alle ore 22 possono portare da sport, possono lavorare da sport. Vedete, sì. Ragazzi, oggi l'unico amore che secondo me oggi va festeggiato, a parte, come diceva qualcuno prima, che bisogna essere, secondo me, l'amore tutti i giorni, ma oggi bisogna, secondo me, ricordare che questo amore, oggi più che mai, in questo momento di pandemia, dobbiamo coltivare di più questo sentimento, ma nell'abbracciare la fratellanza, le amicizie, il lavoro, le professioni, insomma il rispetto verso gli altri, con un pizzico di amore in più, proprio oggi che è la giornata di San Valentino, mettendo un pizzico, e rimanendo in tema di ingredienti, mettendo un pizzico di amore in più in ogni cosa, sono sicuro che ne usciremo fuori da questo brutto momento. Ecco, questo stasera bisogna stringersi più vicino ai propri cari, io lo farò anche io stasera a casa con mia moglie e con la mia bambina, starò a casa, starò con loro e cercando di rispettare ancora quelle che sono le regole più importanti che bisogna rispettare in questo periodo, sperando, ecco, di uscirne fuori nel miglior modo possibile. E guarda, mentre tu stavi parlando è arrivato un altro messaggio bellissimo, un nostro telespettatore, tu parli di stringerti, no? Allora io accolgo questa richiesta e ci stringiamo anche e soprattutto attorno alle persone che in questo momento magari sono meno fortunate in un letto di ospedale. Certo. Allora lì c'è veramente tanto Certo. bisogno di amore, e da parte nostra c'è veramente in maniera esponenziale. A loro l'abbraccio più grande, a loro in una giornata di amore va ancora l'abbraccio più grande a chi? A queste persone che stanno continuando a tutelare la nostra salute, quindi ai medici, a quelli che operano in prima linea, a queste persone che non hanno mai smesso di amare, perché c'è chi oggi parla di amore e forse deve ancora iniziare, c'è chi ad amare, c'è chi invece non ha mai smesso di amare. Ecco, quindi a loro l'augurio più grande. Io a loro, anzi Alex, dedicherei un brano più tardi, o se riesci a farlo subito, ben volentieri, se sei d'accordo. Ce l'hai? Sì, sì. Sentiamo intanto Antonio dall'altra parte. Antonio, qual è il tuo messaggio in una giornata come quella di oggi? Che poi, se non ricordo male, correggetemi, oggi ricorre anche la prima giornata di Carnevale? No? Sì. Oggi è Carnevale. Oggi è Carnevale, quindi... Oggi è domenica di Carnevale, martedì è martedì grasso. Triste vedere le piazze vuote senza i bambini con la mascherina, con i tanti coriandoli che coloravano le piazze, Antonio. Ma guarda, abituati a vedere
il periodo dopo il Natale e il passaggio per la Pasqua con il Carnevale, con l'allegria, l'allegoria, il divertimento dei bimbi. Ricordiamoci che mi viene in mente il Carnevale di l'anno scorso, eravamo in tensione, si pensava a questo virus che iniziava a colpire il nostro paese, però allo stesso tempo i bambini che avevano quella voglia, quel desiderio di giocare, il Carnevale poi stroncato. Oggi viviamo una situazione di cambiamento giornaliero. Dobbiamo vivere la nostra giornata quotidianamente pensando non più con programmi lunghi ma programmi corti, quindi dobbiamo pensare che oggi possiamo realizzare, stare insieme, ma allo stesso tempo dobbiamo anche pensare pure al futuro, a progettare, perché credo che il vaccino, come dicevo nella scorsa puntata, sia l'unica arma per poter sconfiggere questo virus, quindi dobbiamo essere fiduciosi. E per riallacciarmi al pensiero della giornata degli innamorati, parlavate tu e Vincenza dei medici, degli infermieri. Leggevo oggi su un fanpage una notizia molto bella, quest'amore nato tra due infermieri dentro un ospedale durante il periodo della pandemia, quindi non solo dolore nelle corsie ma anche la nascita di una storia d'amore, quindi questo potrebbe essere un input di speranza e di positività. Bene. Grazie Antonio, noi come avevamo detto dedichiamo un brano proprio a chi non ha mai smesso di amare. Prego Alex. Oh yeah. I've never taken anything for granted. All I feel but things for granted. Just because it's here today, and that's what I'm going tomorrow. And there's one thing that you never in your life, you worry about me. If I've changed because, baby, I love you. Girl, I love you. Just who you are. To try to please me, never let my time fall. Jam, it's too familiar. I don't see you anymore. I would not leave you in time for trouble, but never could I have gone this far. No, no, I accept the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you Bene, grazie cari telespettatori, eccoci ritrovati dopo la pubblicità. Come vi avevo accennato nell'anteprima, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci. Grazie per essere qui, una domenica, l'abbiamo sicuramente disturbata perché magari forse ha solo la domenica per riposare un po' quando è possibile. Ci proviamo, però noi oggi ci tenevamo ad avere qui con noi, perché si parla spesso di territorio, si parla di talenti, si parla di musica, si parla un po' in generale per capire anche questa regione Calabria come vanno le cose, questo territorio come sta, secondo un suo punto di vista, ecco, come sta affrontando anche questa pandemia.
Però prima di tutto questo, Presidente, io ci tenevo a dire che lei è uno che gli avversari li sconfigge prima ancora di farli candidare, cioè, ma come fa? È stato... Mi deve spiegare questa cosa, onestamente. Beh, effettivamente è una cosa particolare, perché anche 4 anni fa io ero da solo nella competizione. Hanno paura proprio a presentarsi. Non si preparano, non si preparano. Sono impreparati. Noi ci prepariamo e gli avversari non si preparano, probabilmente è così. Lei come fa? Io come faccio? Io lavoro tutti i giorni, senza sosta. E quindi poi nel momento in cui c'è la scadenza del mandato, c'è la competizione elettorale, io faccio di tutto per arrivarci preparato, anche studiando i tempi perché io dico sempre che in politica non bisogna mai sbagliare i tempi. Se tu sbagli i tempi in politica è come la musica, la politica. Certo. Se tu sbagli i tempi nella musica stoni, vai fuori tempo, stecchi, certo. Insomma, no? E in politica è la stessa cosa, guarda. Bene, ritorniamo seri. Dopo la riforma delle province, Presidente, molto è cambiato, no? Che difficoltà ci sono nell'amministrare una provincia così vasta e complessa? Ma la provincia è cambiata come istituzione. È stata, diciamo così, oggetto di una riforma che è una riforma sbagliatissima, sia a livello istituzionale, perché dà troppi poteri al Presidente, no? Un esempio concreto, il Presidente, mentre negli enti locali complessivamente si decide con delibera, nelle province si decide con un decreto del Presidente, quindi senza una giunta, senza una discussione. Poi questo è sbagliato, perché la politica è fatta anche di democrazia, di dibattito, di apertura anche nelle decisioni. E poi a volte il Presidente da solo, perché poi c'è il fatto che deve decidere da solo, è molto lavoro, è spostato sulle spalle del Presidente, insomma, e questo non va bene, perché ci sono tante cose da fare. Noi cerchiamo di organizzarci anche delegando ad alcuni consiglieri alcune materie per studiarle, per farci aiutare, però è insufficiente la struttura democratica e istituzionale della provincia. Poi la provincia ha assegnato, anche con la riforma, delle materie importantissime, specialmente in una provincia come la nostra. Noi abbiamo le competenze sulla viabilità, la provincia di Cosenza ha 2500 km di strade, quasi tutti i comuni delle aree interne sono serviti da strade provinciali. E un'altra competenza importante è quella dell'edilizia scolastica. Noi abbiamo, pensate, 121 istituti diciamo così, da tenere in ordine, da guardare la sicurezza, da manutenzionare tutti continuamente, che quindi è un impegno. E il problema più grosso sono state quelle delle risorse, certo. Perché in riferimento a quello che dicevo prima, le risorse sono sicuramente insufficienti. Sono insufficienti, ma a proposito di questo, tutto questo lavoro complesso che c'è dietro, lei qual è una cosa che porta, come dire, a cuore, cioè un risultato, ecco, importante che è riuscito comunque a conseguire da quando è alla guida dell'ente? Qualcosa che secondo lei sembrava proprio impossibile e con le poche risorse è riuscito a portare... Ecco, noi abbiamo cambiato metodo, noi abbiamo instaurato un rapporto diretto con gli amministratori, specialmente con gli amministratori dei piccoli comuni, perché noi dobbiamo pensare che la Calabria complessivamente, ma la provincia di Cosenza è fatta di piccoli comuni, di comuni che a volte non ce la fanno da soli a affrontare i problemi che hanno sui territori. E noi lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni, e credo che ci è stato riconosciuto anche alla luce del risultato elettorale, è quello di aver stretto un rapporto diretto. Noi
siamo stati a contatto continuo con i territori e con i sindaci, siamo andati sui posti, abbiamo, diciamo così, cercato di affrontare insieme a loro i problemi che c'erano nei vari settori, specialmente quello della viabilità, e io credo che c'è un riconoscimento complessivo che l'azione della provincia in questi anni si è vista, si incomincia a vedere. Ancora noi pensiamo che è insufficiente e di questo siamo fortemente dispiaciuti, ma in riferimento alle risorse che abbiamo noi cominciamo a dare risposte importanti ai territori. E lo stesso per l'edilizia scolastica. Noi abbiamo avuto un grande successo in riferimento ai finanziamenti per l'adeguamento sismico delle strutture scolastiche. Qui c'è un problema che è un problema non della provincia di Cosenza, ma è un problema dell'Italia complessivamente, se ne discute ma si ha difficoltà ad affrontarlo. Noi abbiamo, in Italia è più facile avere le risorse, i contributi, ed è più difficile spenderli. E questo è un dramma, cioè tutta una serie di procedure farraginose, lunghe, non ci consentono di essere veloci per come dovremmo essere. Perché poi c'è una contraddizione. Se noi diciamo che c'è bisogno di intervenire sugli edifici scolastici, che bisogna metterli in sicurezza, io credo che bisogna dare la possibilità agli amministratori, ai sindaci, ai presidenti di provincia di poter intervenire con celerità e con l'efficacia che è necessaria. Ecco, io non credo che noi possiamo fare in tutta Italia e per tutto quello che si è fatto per il Ponte Morandi, però non ci può essere neanche l'opposto, che è quello di lungaggini che non si capiscono più. Certo. Noi, anche come UPI, come Unione Province Italiane, sia in riferimento al Parlamento ma anche al Governo, continuamente diciamo che c'è bisogno di una riforma delle procedure per consentire di intervenire con efficacia e con velocità sui problemi. Certo, anche perché poi spesso tutti questi, quando ci sono questi disservizi, chi ne paga di più gli scoli sono proprio anche quei piccoli comuni. Certo. So che lei ad esempio è sindaco anche di un comune. Sì, io sono sindaco di un piccolo comune di 2000 abitanti sulla Aiello costa. Calabro ad esempio, sì. No? Ecco, tra il mare e la montagna. Certo, ecco. Noi siamo in collina, alle spalle del Tirreno. Ecco. Come si vive ad esempio in questi posti meravigliosi? C'è anche il è un mio piccolo comune. borgo poi, io onestamente non ci sono mai stato ancora, devo venire. Perché è uno dei più bei borghi sicuramente che ci sono in circolazione. Sì, devo venire, mi sono preso d'impegno. Il problema, che è un problema terribile, che riguarda i nostri borghi, specialmente i borghi delle aree interne, i piccoli borghi, è lo spopolamento, perché la popolazione invecchia, non ci sono nascite, non c'è lavoro e quindi i ragazzi, specialmente quelli più volenterosi, che poi è questo, noi ci stiamo impoverendo di intelligenze, perché i ragazzi, i giovani che hanno più voglia di fare, a volte sono costretti ad andare via. Io sono uno di quelli che pensa che i giovani devono andare in giro, devono fare esperienze, devono andare in giro per il mondo, ma deve essere una scelta quella, cioè quello che tu scegli di andare, non deve essere una costrizione, nel senso in questo momento andare fuori sia in Italia che all'estero specialmente, tanti dei nostri ragazzi sono costretti a farlo, ma questo ha due conseguenze, la difficoltà di andare fuori e nello stesso tempo si impoverisce il nostro territorio, le nostre regioni, l'Italia di intelligenze che sono intelligenze importanti. Ne fanno tesoro altre nazioni. Certo, quando spesso ci sentiamo dire ma la Calabria è ovunque. Certo. Questo però, Presidente, dobbiamo dare opportunità a questi ragazzi sì di andare fuori, di vedere, ma deve essere studiare. Una libera scelta. Io dico sempre andare fuori a volte anche per imparare, copiare le cose belle, le cose che abbiamo in tutta Italia di bello all'estero e portarle anche in Calabria come il mondo si è accorciato, è diventato più piccolo il mondo, è più facile raggiungere sia a livello mediatico adesso... però ecco
il fatto che i ragazzi sono costretti ad andare in Questo estero. non va bene. E quando ci sono, ecco, l'Italia anche in questo deve avere un'inversione di tendenza, quando ci sono anche nazioni europee che, ecco, diciamo così, fanno tesoro dell'esperienza e dell'intelligenza, della professionalità dei nostri ragazzi e ne fanno una ricchezza per loro. Io questo lo vivo, io non parlo mai delle mie cose personali, ma lo vivo perché i miei figli sono tutti fuori, sono all'estero e quindi di questo io da una parte uno è contento perché uno fa esperienze, però dall'altra parte ecco, c'è un'amarezza di dire perché questi ragazzi devono essere mortificati. No? In Italia noi abbiamo anche questa capacità di mortificare questa intelligenza. Io mi auguro... Ma cosa manca secondo lei, anzi che cosa bisogna fare per evitare tutto questo? Investimenti bisogna fare. Perché fino adesso non sono stati fatti? È un errore, stati fatti è un limite, è un errore importante che con gli anni la stiamo pagando. Tanti ecco, ragazzi, tanti nostri coetanei la che stiamo pagando noi. non hanno avuto proprio la forza di non prendere quella valigia, hanno preso quella valigia e sono andati via, Presidente. Certo, ripeto, sono stati costretti ad andare via. E poi noi diciamo abbiamo delle bellezze paesaggistiche bellissime, abbiamo certo. Citato prima Aiello Calabro, che fra l'altro è una cittadina anche molto suggestiva, ci sono tante cose anche belle da apprezzare, Aiello da vedere. è una cittadina si potrebbe antica investire con presenze medievali importanti, insomma, perché Aiello è stato dal 1500 al 1700 è stato feudo di una famiglia toscana che erano i Cibo Malaspina, che c'è stato un papa Cibo, cardinali che acquistarono il feudo d'Aiello. Lì ci sono presenze anche importanti di architettura toscana che veramente interessanti. Ecco. Certo, ma se vediamo in gran parte della Calabria, noi ultimamente abbiamo visitato anche delle grotte molto belle, le grotte in diverse città, anche nella città bizantina come Corigliano Rossano, siamo stati a Castiglione di Paludi, ma fare una rete fra tutte queste cose e far lavorare i giovani con delle cooperative affinché non facciano proprio la valigia e vanno via, possibile che non si riesce a... Guardi, io do un giudizio positivo sulla composizione di questo governo. Io non la voglio mettere sul lato politico, sul lato proprio stiamo facendo una chiacchierata. Un esempio concreto, il riferimento al governo. Io dico che complessivamente nella situazione data questo passaggio e la costituzione di questo governo è un fatto importante per l'Italia e per l'Europa. Ma una delle cose che io vedo importante nella composizione di questo governo è aver ripristinato con, come lo chiamano, un ministero con il portafoglio che è quello del turismo, no? Cultura e turismo, che sono probabilmente, lo dicono gli esperti, io lo ripeto, sono le potenzialità serie di questo nostro Paese. Noi nel passato abbiamo sbagliato quando abbiamo pensato di puntare anche nel Mezzogiorno sulla industrializzazione forzata e forte. No? Noi abbiamo qui un'industria che è diversa dall'industria metalmeccanica, che è l'industria delle nostre bellezze, del nostro mare, verso il quale però non sempre siamo stati attenti e l'abbiamo preservato. Allora c'è bisogno di una politica che individua i problemi, ma poi ci vuole velocità di intervento. Se io penso al grido quotidiano di chi abita e vive sul Tirreno per l'erosione costiera e poi pensare che ci sono, per quanto riguarda una zona del Tirreno cosentino che è intorno a Fuscaldo, Cetraro, che ci sono da forse 6 o 7 anni alla Regione 8 milioni di euro fermi, no? Perché in attesa del progetto, in attesa, che non si spendono. E allora io ritorno a quello che dicevo prima, l'accelerazione delle procedure, no? La responsabilità di chi deve farle le cose, ma anche la possibilità di farle
con una celerità che è necessaria, perché l'erosione costiera non ti aspetta, lì ci vorrebbero procedure urgentissime, veloci per intervenire. Non si può aspettare, ecco, la procedura che per dare solo l'incarico per fare un progetto esecutivo con le procedure normali, quando sei sopra soglia comunitaria, e ci vuole, prima di un anno tu non riesci neanche ad affidare la progettazione. Queste cose non sono più tollerabili, non sono più possibili, perché se no perdiamo gli appuntamenti, perché il mare si tira fuori quello che si tira fuori e noi... È quella che è la nostra risorsa principale. Abbiamo i soldi fermi lì che non riusciamo a spendere, non è più possibile. Un attimo, Presidente, vedo se è collegato con me Antonio D'Amico, è uno dei nostri opinionisti, oggi non ha potuto essere in studio per motivi personali. Antonio, sei collegato? Io ci sono, saluto. Eccolo qua. Saluto il Presidente Iacucci, gli faccio gli auguri per il nuovo mandato in provincia, ci conosciamo anche perché ho avuto un incontro ufficiale in rappresentanza della federazione che io rappresento quando lui si insediò nel primo mandato. Mi voglio riallacciare a un suo discorso, al discorso del turismo. Non dimentichiamo che il turismo rappresenta il 13% del PIL italiano, quindi è la forza, il volano, e mi riallaccio di conseguenza a quello che diceva il Presidente Iacucci sull'istituzione del Ministero ad hoc del turismo. Perché questo? Perché il turismo deve essere il volano del nostro paese insieme alla cultura, perché saranno i motori trainanti del recovery in questa operazione della Presidenza Draghi e del suo governo. Quindi do ragione a quanto detto prima al Presidente Iacucci sulla questione del turismo, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di valorizzare il nostro patrimonio, perché non dimentichiamo che la provincia che presiede il Presidente Iacucci è la più grande d'Italia, con un patrimonio architettonico, paesaggistico tra i più belli d'Italia. Ed è vero anche che purtroppo con l'abolizione delle province molti poteri sono limitati, mi può correggere il Presidente, diciamo che poteri diretti di gestione, a parte quello della scuola e quello viario, gli altri sono puri e mera di gestione formale, che poi sono gestiti in maniera concreta dalla Regione Calabria. Credo che le province debbano riappropriarsi di questi poteri, perché è vero che lo Stato centrale e la Regione devono gestire, ma le province che sono in stretto contatto con i centri, e come una provincia come quella di Cosenza, che è grandissima, è tra le più grandi province italiane, deve avere quel peso e quella gestione reale di promozione, di conoscenza, di far sì che la nostra terra, le nostre fabbriche, come diceva prima il Presidente Iacucci, possano fiorire, perché le nostre fabbriche sono la Sila, sono il mare, sono i beni architettonici, sono l'agricoltura. Il turismo, l'agricoltura. Quindi noi non abbiamo bisogno di grandi impianti industriali, ma dobbiamo far sì che le nostre fabbriche culturali, turistiche e di eccellenza partino e decollino nel panorama internazionale, perché ormai dobbiamo parlare di turismo non solo locale ma internazionale, perché prima o poi usciremo da questa pandemia, e quindi dobbiamo intercettare anche turisti dall'estero nella nostra provincia e nella nostra regione. Scusami un attimo, ma il Presidente ha appena parlato. Come si fa ancora in questa regione? Ci sono 8 milioni fermi in un comune, non si riescono a sbloccare per andare avanti. Cioè, ci rendiamo conto che adesso le chiacchiere stanno a zero, basta chiacchiere, cioè è inutile che si continua ancora a fare tutti i grandi slogan. Io non sono mai di parte, non mi arrabbio mai nella trasmissione, non
faccio mai, come dire, discorsi di nessun genere per attaccare nessuno, però io voglio dire, se questi giovani sono andati via e non abbiamo fatto niente, se questi soldi stanno fermi lì e non si fa niente, adesso vogliamo darci una speranza nuova tutti quanti insieme e fare un Giuseppe, abbiamo di tutte purtroppo questi miliardi che arrivano dall'Europa e li dobbiamo gestire bene per il futuro dei ragazzi. Ecco, allora bisogna cominciare, Presidente, a fare un po' delle, come dire, delle idee progettuali. Che cosa ha mancato? Qualche progetto di marketing territoriale? Guarda, quello che ha mancato? Io sono di parte e mi sforzo di non esserlo nel ragionamento, no? Sì, però l'amico ha detto una cosa importante nel suo ragionamento che io la voglio riprendere. Noi dovremmo avere la capacità di applicarle le norme, le riforme quando le facciamo. Io faccio un esempio concreto, perché la sfida sul recovery dipende da noi adesso. Cioè, il passato governo, il ministro del Mezzogiorno, il ministro Provenzano ha fatto un lavoro eccezionale quando, diciamo così, il governo e poi il Parlamento ha deciso che il 50% delle risorse del recovery devono andare al Mezzogiorno. È una scelta importante. Questo però che cosa significa? Significa che le regioni del Mezzogiorno, la classe dirigente del Mezzogiorno, più complessivamente, i comuni, le province, l'associazione industriale, le associazioni di categoria, devono avere la capacità di fare progetti seri di sviluppo che riescono ad incidere su un cambiamento. È una riforma importante che dovrebbe essere applicata. Guarda. Quando Antonio diceva e parlava del ruolo delle province, c'è tutta l'ipotesi di una riforma adesso che si sta discutendo nel Mezzogiorno sulla riforma del testo unico degli enti locali, dove le province dovrebbero riprendere il ruolo naturale delle province, che è quello di, diciamo, di un'istituzione intermedia tra i comuni e le regioni. Ma la regione, e specialmente la regione Calabria, perché altre regioni lo fanno, dovrebbe fare e svolgere i compiti per i quali è stata chiamata. Cioè le regioni non devono gestire. La riforma delle regioni, quando le regioni sono nate, dicevano che la regione deve programmare, deve legiferare e deve controllare, non deve gestire. Quindi la gestione la dovrebbero fare gli enti locali subordinati, che sono le province e i comuni. In Calabria invece avviene che tutto è fermo nella gestione della regione, un pachiderma che è ingessato e in questo momento che ancora più grave, ingestibile, perché poi è una mole di lavoro. Nella perdita del compianto presidente Santelli noi ci troviamo, e sta durando troppo secondo me questa cosa, nel vuoto di gestione di questa regione, perché io non vedo un'azione forte e concreta in riferimento ai bisogni che ha questa terra da parte del Presidente facente funzioni della Regione Calabria, che a volte si fa vedere più per uscite folcloristiche, non per una gestione veramente importante e seria che in questo momento c'è bisogno in Calabria. Ecco, e quindi facciamo ritornare ognuno ai propri compiti, la Regione che deve programmare, legiferare e controllare, gli enti locali che applicano e gestiscono, ecco, le risorse e la programmazione che fa la Regione. Questo sarebbe già un grande passo avanti, perché la Regione ha dimostrato che non è in grado di gestire e di spendere le risorse. E allora si dovrebbe, diciamo così, liberare da questo fardello della gestione, e quindi sarebbe una regione più snella, secondo più lei si libera. Snellisce? E questa cosa sentiremo anche dall'altra parte, ecco, quando sentiremo daranno quello che vogliamo. Noi abbiamo la capacità di parlarne di queste cose e poi non siamo capaci di attuarle, perché ecco, quello che io non mi prima, invento niente. Bisogna cominciare io di questa cosa non mi invento niente. È la legge
è il compito della Regione che dice questo, non lo dico io, lo dice... Ma secondo lei, ritornando proprio al mare, alla montagna, all'enogastronomia, cioè, lei pensa che siano sufficientemente pubblicizzate, conosciute e valorizzate? Ma io credo proprio di no. Questo è un aspetto, quello della conoscenza, e poi però c'è il problema della gestione e dei servizi che noi riusciamo a dare. Solo un attimo, ne continueremo a parlare subito dopo la pubblicità, perché è un argomento che dobbiamo dare tante risposte. Rimanete con noi, tra pochissimo con Tenne e Lode. Bene, grazie per aver lasciato al vostro televisore sintonizzato sul canale 10 con Tenne e Lode. Noi siamo ancora in compagnia del Presidente Iacucci e stavamo dicendo prima della pubblicità, Presidente, se sono valorizzate, pubblicizzate o meno queste grandi risorse, mare, montagna e le nostre bellezze. Probabilmente si può fare meglio, ma sono pubblicizzate, però... Poi se non diamo i servizi però a chi deve venire in Calabria, io faccio un esempio per tutti, no? Che sono quello che sta succedendo in Sila, per esempio, dove gli impianti, ci sono stati anche degli investimenti sugli impianti, a rinnovare gli impianti in Sila, però sono fermi gli impianti in Sila e non si riesce a dare una risposta. È vero che adesso sono bloccati complessivamente, però lì ci sono dei problemi che non si riescono a mettere in funzione per come si dovrebbe gli impianti sciistici e gli investimenti che sono stati fatti. Ecco, ho fatto un esempio, se ne potrebbero fare tantissimi in Calabria, no? Il problema dell'erosione costiera è un fatto importante. Se sparisce la spiaggia, oltre a creare un danno magari a una serie di abitazioni che probabilmente dovremmo capire perché si trovano lì quelle abitazioni, però se uno dà un'occhiata e si fa una passeggiata sul Tirreno Cosentino capisce il dramma che c'è in alcune situazioni bellissime anche, no? Posti eccezionali che rischiano di scomparire perché il mare si riprende quello che noi gli abbiamo sottratto probabilmente. Presidente, lei pensa che questa pandemia abbia cambiato in meglio o in peggio le nostre abitudini? Guardi, io sono uno di quelli che ho cercato di dare il contributo mio e della provincia in riferimento all'affrontare, e io voglio dire anche un'altra cosa, guardi, perché noi molte volte ci piangiamo addosso e io a volte penso che noi non siamo generosi anche in riferimento al lavoro che si è fatto in Italia, perché noi abbiamo riconoscimenti e tutti dicono guardate l'Italia dall'estero per come ha affrontato la pandemia, con tutti i problemi che ci sono, con i danni che ci sono stati anche ad attività economiche che non riescono a riprendersi, non ci sono dubbi. Però in riferimento al problema sanitario l'Italia è stato un esempio di come affrontare la pandemia e continua ad essere un esempio. Anche con tutti i problemi che ci sono, specialmente in alcune regioni, anche in riferimento alle vaccinazioni, l'Italia è uno dei primi paesi al mondo che sta intervenendo in un modo efficace sulle vaccinazioni. Quindi è stato un dramma, è un dramma, e io ancora sono convinto che avremo mesi ancora di fronte a noi per affrontare la pandemia e i problemi che ci sono. Però ecco, da questo noi dobbiamo... La pandemia, la tragedia della pandemia la dobbiamo fare diventare un'opportunità. Un'opportunità sono, come avete ricordato, i 209 miliardi di euro del Recovery Fund e dei fondi europei. L'Europa in questo momento, quando io penso a quando qualcuno diceva che dovevamo uscire dall'Europa, che l'Europa non era in grado di fare il proprio dovere e di svolgere la propria funzione, io credo che l'Europa dobbiamo continuare a cambiarla, farla diventare più vicina ai cittadini, però l'Europa è una grande cosa e l'ha dimostrato anche nell'affrontare la pandemia, che siamo riusciti ad affrontarla a livello unitario, e questo è una grande, grande cosa, e noi dobbiamo fare diventare tutte queste risorse un'opportunità per cambiare. Bene,
io vedo anche, e chiudo, con favore questo nuovo Ministero della Transizione Ecologica, che vuol dire, almeno è l'inizio di capire che dobbiamo cambiare l'impostazione in riferimento ad affrontare una serie di problemi, che è quello delle... Prima di chiudere l'intervista, Presidente, una domanda velocissima e un po' più, come dire, più tranquilla, ecco, dall'aspetto dall'argomentazione politica. I nostri telespettatori vedono il Presidente Iacucci, abbiamo detto prima, impegnato giustamente con la provincia tutti i giorni. Oggi è domenica, è venuto anche qui con noi, quindi per lei diciamo che in questo momento è anche lavoro. Però ci chiedevamo come trascorre il tempo libero il Presidente della provincia e che rapporto ha con i suoi concittadini. Vabbè, io con... Ma meglio che non lo dico in trasmissione perché si diventa uno scandalo, no? No. Io sono sindaco da tantissimi anni, forse da troppi anni. E io ho un rapporto bellissimo, perché uno dei motivi che mi spinge ad avere ancora passione per fare politica, io ne ho tanta ancora, è quello del rapporto con la gente, con i miei concittadini, ma con i cittadini in generale. Io mi alzo prestissimo la mattina, prestissimo esco e vado a fare il sindaco per un paio d'ore, perché poi io ho un comune che è organizzato bene, quindi cammina da solo, ma io vado tutte le mattine al comune, poi vengo a Cosenza e sto qui, vado in giro per i territori e torno a casa tardissimo, insomma. Ecco, io non... Quindi esce presto la mattina, rientra... E rientro tardi la sera, sì, quasi tutti i giorni e spesso anche la domenica. Perché tempo poi libero chi fa politica e coltivare fa delle passioni... amministratore non ce ne sono, rischi che la domenica non c'è. Certo. E quindi io... Per me la politica è una grande passione ed è un hobby pure, nel senso che io la vedo, è una grande fatica, però a me dà grandi soddisfazioni e quindi io lo faccio con piacere. Io faccio una vita tranquilla, normale. Quindi nel tempo libero coltiva la passione per la politica. Nel tempo libero io che faccio? Oggi per esempio, prima di venire qui, mi sono visto la partita della mia squadra, che io sono tifoso della Roma, e quindi oggi è andata bene, abbiamo vinto, e quindi quando posso vedo la partita, quando potevo andavo allo stadio anche a Roma, è una cosa che mi piace. Ecco. Bene. Presidente, ci ha fatto veramente piacere averla avuta qui con noi, speriamo ritornerà a trovarci. Io sono a vostra disposizione perché sono cose utili, credo che ecco, grazie, diamo veramente... riusciamo ad avere un rapporto con i cittadini più diretto. Ecco. Sì, ecco, a volte dare anche delle risposte e soprattutto cercare di, come abbiamo detto prima, adesso basta, cerchiamo di essere più propositivi e ad agire, soprattutto per dare delle risposte a una Calabria che merita. Una Calabria veramente... La Calabria merita, ha tanti problemi. Ecco. Abbiamo però le potenzialità e le risorse per affrontarli bene i problemi. Beh, sperando che i giovani rientrano nella nostra terra. Dipende da noi. Noi dovremmo evitare di piangerci addosso esatto. e di incominciare a fare quello che è nostro dovere fare. Ammettere un po' di più ogni tanto le proprie colpe e essere positivi e andare avanti. Non dire che è sempre colpa degli altri, a volte è colpa nostra. Diamoci anche queste, facciamoci ogni tanto anche queste riflessioni. Grazie ancora Presidente per essere stato con noi. Noi vi lasciamo con Alex Perciabosco e la sua musica. Bravissimo. È un altro uomo che è impazzito per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di vita che ci rimane ed evitare di
quegli anni sotto il sole ed evitare di guardarti come un pazzo che ti vuole completamente, completamente. Spero che mi auguro di cuore che ci incontreremo ancora, perché voglio perdere. Oserai andarci sulla manetta e provare come ho fatto un'altra volta e spararti tutto ciò che provo in faccia come un pazzo che ti vuole completamente, completamente, completamente. Musica che mettevi su YouTube mi faceva impazzire, chi se la scorda più mi fa ancora male, mi fa ancora male. Completamente non trovo sonno, non trovo pace, sento che il cuore va più veloce, sopposti bene, sto tanto bene. Completamente non trovo sonno, non trovo pace, sento che il cuore va più veloce, sopposti solo, sto tanto bene. Grazie Alex e ben ritrovati ancora tutti quanti voi dopo questa meravigliosa canzone di Alex che ha cantato Alex Perciabosco. Nel frattempo c'è stato il cambio dell'ospite e adesso mi trovo in compagnia di Francesco Sesso. Stiamo parlando di un campione italiano di fotografia subacquea. Pensate che nel 99, 2004, 2017 e 2018 è stato campione mondiale di fotografia subacquea e nel 2019 a Tenerife. E non solo. Come nasce questa passione, Francesco? E benvenuto intanto. Buonasera, grazie per l'invito, graditissimo. Anche questo è amore, in una giornata dedicata all'amore, l'amore per il mare. A San Valentino si festeggia voglio dire, la festa degli innamorati, ma anche la festa dell'amore. L'amore non solo per, come dire, il proprio partner, ma anche l'amore verso, in questo caso, nel mio caso, verso il mare, verso la natura, verso l'ambiente marino. Una passione che nasce tanti anni fa, sin da piccolo mi sono appassionato alla, come dire, alla cultura quella che io chiamo cultura del mare, insomma, quindi poi si è evoluta. E poi sei un campione, quindi come ti senti a rappresentare questa categoria come campione del mondo, questa categoria? È sicuramente una grande soddisfazione e anche come dire, diciamo un impegno che si prende perché vincere un titolo mondiale, quindi rappresentare l'Italia in una competizione internazionale è sempre molto importante. Io, ogni volta che sento l'inno di Mameli mi commuovo perché è veramente è emozionante salire sul podio. Come ti senti proprio nel rappresentare? Ti senti assolutamente responsabile di portare diciamo, l'Italia, l'immagine dell'Italia in un determinato contesto, seppur diciamo minimale, perché insomma la fotografia subacquea è uno sport sicuramente minore, ma nello stesso tempo è una cosa che ti inorgoglisce e è veramente una grande soddisfazione vestire la maglia della nazionale e riuscire poi ovviamente ad onorare questa maglia. Ancor di più da meridionale, da calabrese, mi inorgoglisce ancora di più perché in tutti gli sport siamo un po' come dire Cenerentola in tanti sport. Per quanto riguarda il mare, per quanto riguarda la fotografia subacquea, così non è, perché grazie a Dio
la natura ci ha dotato di un ambiente meraviglioso, per cui da questo punto di vista sono avvantaggiato. Ecco. Queste foto che stiamo vedendo sono foto che hai lasciato in regia? Quindi sono Sì, foto sono che hai scattato tu? sono foto lasciate in regia e fanno parte di un calendario di cui poi, se volete, vedo che hai portato un calendario, fra poco ne parleremo. Sì, fra poco ne parleremo. Sono tutte foto realizzate nelle nostre acque, nei nostri mari, quindi nei mari calabresi. Sono tutte le meraviglie, i tesori che appunto riescono. Bisogna avere una grande conoscenza, bisogna avere una grande formazione per arrivare a fare una foto del genere e soprattutto vivere il mare. Certo, a prescindere dalla tecnica fotografica, che è sì importante, bisogna riuscire a stabilire il giusto contatto con l'elemento. Noi sott'acqua non siamo nel nostro elemento, siamo animali terrestri, non siamo animali marini, quindi bisogna stabilire il giusto contatto con l'elemento liquido, rispettare il mare, imparare a conoscerlo, riuscire a carpire i misteri di questo ambiente senza invaderlo in maniera inadeguata. Hai potuto notare anche con i tuoi occhi quanto inquinamento c'è quando si parla del mare inquinato, la plastica sì, quant'altro? Purtroppo è così. Noi fotografi riprendiamo le cose belle. Ma quando vedi quelle brutte, ecco, quando... Le cose brutte ci sono, ce ne sono anche tante. Credo uno come te faccia male ancora di più. Sì, fa male ancora di più perché per chi non è abituato a infilare la testa sott'acqua riesce a vedere solo lo sporco, diciamo, che c'è in che superficie, o che ci raccontano che ci sia. Chi invece poi va sott'acqua e vede le lavatrici o le carcasse d'auto o i copertoni o le batterie esauste sott'acqua, è una pugnalata, perché è questo il contesto, il mare è questo, non è una pattumiera. Purtroppo invece tutti i nostri mari ormai sono diventati una pattumiera, e di pochi mesi fa uno studio dell'Università La Sapienza che ha monitorato lo stretto di Messina. Di fronte a Messina e Reggio Calabria, quindi diciamo di fronte all'area metropolitana, c'è qualche migliaio di metri di profondità. Nonostante questo, attraverso delle strumentazioni sofisticate, sono riusciti a rinvenire sul fondo, ripeto, lavatrici, cucine, carcasse d'auto, batterie, copertoni, cioè cose che non ci si aspetterebbe mai di trovare, soprattutto a quelle profondità. Qualcuno ce le ha buttate. Senti, secondo te, visto che sei un esperto anche, diciamo, di ambiente, nel contesto vivi tantissimo l'ambiente anche marino, che risvolti ha avuto il lockdown su clima e mare? Sul clima sicuramente ha avuto un effetto diciamo, sicuramente positivo, e questo è sotto gli occhi di tutti, perché durante il primo lockdown, nei 3 mesi di chiusura, si respirava finalmente ovunque quasi aria pulita, il cielo era terso, quindi questo lo abbiamo visto tutti, lo hanno potuto vedere tutti. Il mare ha respirato perché c'è stato comunque un minore impatto, diciamo, antropico, quindi minori imbarcazioni in mare, tutta una serie di... Certo, 3 mesi solamente, si vedeva durante il lockdown, circolavano in rete filmati di squali all'interno di porti, di delfini nella laguna di Venezia, i cavallucci marini, cioè la laguna di Venezia, se metti i piedi in acqua non ti vedi le scarpe, insomma, e invece si riuscivano a vedere persino i cavallucci marini e un delfino, cioè, quindi comunque il mare ha respirato di nuovo finalmente. Ma voglio dire, 3 mesi rispetto almeno a 30 anni, se non di più, di inquinamento selvaggio, di inosservanza di ogni regola e di ogni diciamo, buon costume, in 3 mesi sicuramente il mare non riesce a riprendersi. Infatti abbiamo ripreso a sporcarlo, l'acqua è tornata ad essere più torbida. Ieri in un servizio in televisione dicevano che durante il lockdown il fiume Sarno, che è il fiume più inquinato d'Italia in assoluto, perché raccoglie tutte le acque reflue dell'agro campano, le concerie della zona del Sannio, tutta l'agricoltura intensiva della zona vesuviana, è il fiume assolutamente più inquinato d'Italia, che butta in acqua una quantità di
veramente di liquami che non ha uguali di nessuna parte d'Italia. Persino il fiume Sarno in quel periodo era pulito perché le industrie erano ferme con ogni attività. È il prezzo che si paga per il progresso, per lo sviluppo, però voglio dire è un prezzo molto alto, troppo alto, che porta poi a tutte quegli sconvolgimenti climatici che poi provocano alluvioni, frane e tutti questi disastri ambientali che vediamo sempre più. Senti Francesco, tu hai realizzato, collabori con l'AIL, hai realizzato un calendario utile a raccogliere fondi per la ricerca e l'assistenza ai malati e alle famiglie dei malati di leucemia. E questo è il calendario, l'hai portato anche qui in redazione, ecco, ce ne vuoi parlare? Sì, è un calendario che è questo e che da diversi anni ormai insieme alla sezione AIL di Cosenza realizziamo, finalizzato proprio alla raccolta di fondi sia per la ricerca sia per una serie di progetti che annualmente l'AIL porta diciamo avanti per appunto fornire fondi, cioè per raccogliere fondi sia per la ricerca che anche per l'assistenza ai pazienti affetti da leucemia, alle famiglie stesse. A Cosenza esiste una struttura che si chiama Casa AIL che serve proprio a dare assistenza, ospitalità ai malati AIL e alle loro famiglie che provengono da fuori città, quindi tutta una serie di iniziative che quest'anno si sono coniugate. Senti, anche... vedo che hai anche la fascia Terra di Piero. Terra di Piero. Ecco, in che cosa consiste questa collaborazione? Perché quest'anno il calendario riveste un'importanza maggiore grazie anche a questo supporto. Il calendario riveste un'importanza doppia perché, come abbiamo anche scritto sul retro del calendario, spesso si ritiene che le associazioni non possano lavorare in maniera sinergica. Ci sono tante associazioni validissime che lavorano ognuna nel proprio campo, ognuna per i propri progetti, ognuna per le proprie nobilissime finalità. A volte però, non che si vada a cozzare, però c'è poco spirito di collaborazione. Quest'anno il calendario è stato realizzato sia per l'AIL sia in una ristampa per AIL Cosenza e per la Terra di Piero per finanziare dei progetti specifici delle due associazioni. Per l'AIL un progetto che si chiama Sognando Itaca, che consente soprattutto ai piccoli pazienti oncologici, appunto malati purtroppo affetti da leucemia, di effettuare una giornata o più giornate in barca a vela, perché diciamo, l'aspetto psicologico è assolutamente importante al pari di quello diciamo, medico più stretto. E nello stesso tempo per raccogliere fondi per un altro progetto, un progetto della Terra di Piero che si chiama Job, che è volto all'acquisto di sedie per disabili, una sorta di sedie a rotelle per disabili che possano però essere diciamo, utilizzate per far fruire appunto persone affette da disabilità motoria dei lidi, degli arenili del mare, per cui queste sedie con queste grandi ruote che consentono di portare i diversamente abili fin sulla spiaggia. Un progetto fatto assieme, l'idea è quella di portare, di andare tutti insieme sulla barca a vela di Sognando Itaca, rendendo possibile cose che per chi è normodotato o in buona salute certo. sembrano normalissime, che invece per un disabile di qualsiasi tipo certo. di disabilità si tratti, possono diventare veramente un problema. Francesco, tu sei anche, credo sia anche, come dire, giusta la tua figura come testimonial dell'AIL, perché vedo come ne parli, come racconti di questa storia, di questo progetto, e quindi oltre alla passione che metti per il mare, tu hai la grande passione per il sociale, e da questo sei diventato anche il testimonial dell'AIL, quindi ti lascio fare un invito a chi ci segue da casa e a chi vuole scrivere anche attraverso la nostra social room, perché fare del bene e soprattutto amare in un giorno come questo, un messaggio da te, da testimonial, significa tanto. Alla telecamera che vuoi tu. L'invito è quello,
lo hai appena detto, è quello di amare non fermandosi al significato più stretto del termine. Amare significa, come ho detto poc'anzi, amare il mare, amare le creature del mare, amare il nostro ambiente, che poi significa anche amare noi stessi, perché se noi vogliamo bene al nostro pianeta, vogliamo bene a noi stessi. Ma anche amare le diversità, quindi chi ha, diciamo, specifici problemi, e impegnarsi un po' nel sociale. Ognuno, la più grossa risorsa che abbiamo, che noi, ogni uomo ha, è il tempo. Dedicare del tempo a qualcosa di giusto, di nobile, credo che sia il miglior modo per investirlo. Per cui veramente l'invito è quello di impegnarsi a difendere l'ambiente, di impegnarsi a difendere le categorie sociali più deboli, o in questo caso chi purtroppo è affetto da gravi malattie, e ovviamente di offrire collaborazione, aiuto, assistenza, non solo, magari anche attraverso l'acquisto di un semplice calendario, a queste associazioni che si occupano di sociale e che sarebbe un grande bene. aiuto. Bene. Francesco, io ti ringrazio per essere stato qui con me, e ritorna quando vuoi, perché lo studio di Ten e Lode, ecco, dà voce anche a questi progetti, soprattutto perché sono progetti da 10 e lode. Quindi io devo dare la linea al telegiornale, quindi tu quando vuoi o hai delle novità ci telefoni e sei nostro ospite in qualsiasi Parliamo momento. un po' di plastica a mare, poi delle mascherine che le togliamo, le buttiamo e le buttiamo in acqua. E allora di questo ne dobbiamo riparlare ne riparliamo. nella prossima ospitata. Volentieri. Io devo dare la linea al TG e poi ci vediamo subito dopo per il prossimo blocco. Grazie per essere rimasti con noi, ma ci vediamo subito dopo. A tra poco. Bene, eccoci ritrovati cari telespettatori, siamo ancora qui in collegamento dallo studio 4 di Ten con Ten e Lode. Allora Vincenza, siamo quasi alla fine di questo blocco, abbiamo collegato sempre con noi anche Antonio D'Amico, gentilmente mi date D'Amico sul monitor, grazie. Io ci sono Giuseppe, sarò anche il tuo incubo da lontano, ricordatelo. Sempre, sempre. Senti, oggi puntata interessante con il presidente Iacucci che ha lanciato degli appelli, ha parlato di alcuni argomenti molto importanti dove tu ti sei collegato benissimo, ma ancora di più Antonio l'argomento che abbiamo trattato in seconda battuta con Francesco Sesso, il fotografo subacqueo. Hai visto quanti collegamenti legati all'ambiente, al mare, alle nostre bellezze che ci sono? Ok, valorizziamo le nostre bellezze, il nostro territorio, ma dobbiamo valorizzare i nostri giovani, non solo i giovani. Ma tu sapevi che c'era uno sport del genere in Calabria e c'è un'associazione che organizza proprio questi campionati? Addirittura abbiamo un campione mondiale di fotografia subacquea, tu lo sapevi? No, non lo sapevo. Hai visto? Il calabrese non conosce la Calabria, l'abbiamo sempre detto. Non conosce i posti e gli artisti che ha, gran parte, attenzione, non tutti, me ne guarderei bene. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, anche perché io faccio una miriade di cose, ho pluriconoscenze su tutti i settori e ambiti della mia terra, però qualche cosa mi può anche sfuggire. Con ciò vuol dire che non sono onnipotente, quindi benvenuti gli inviti quando ci portano a conoscenza di novità nella No, ma nostra questo terra. per dire che cosa? Che vedi, i ragazzi spesso vanno via perché certe cose non le valorizziamo, non le comunichiamo, non le promuoviamo e quindi si rischia di andare fuori. Però ti voglio dire una cosa. I ragazzi vanno via, ma vogliono andare via perché loro non credono nella nostra terra e nelle nostre potenzialità. No, non è Perché sempre così, anche... Antonio. No, scusami, ma non è sempre così. Bisogna lottare. Sì. Io ho lasciato Milano per ritornare in Calabria perché credo nella mia terra. Certo,
Certo, bisogna crederci soprattutto, però tante volte sono andati via, l'ha detto prima anche il Presidente, dai, non gli abbiamo dato gli strumenti in mano, prendiamoci anche le colpe. Non tutti hanno avuto il coraggio di restare, di rimanere, perché non ci sono delle strutture. Antonio, per favore, non iniziamo adesso sempre alle solite. Allora, Antonio, diciamocela tutta, tante volte sti ragazzi non hanno avuto qui gli sbocchi per lavorare in degli ambienti magari più tecnici, dove c'era bisogno di laboratori scientifici e quant'altro. Parliamoci chiaro, dai, Antonio. Ma perché non hanno voluto investire in passato nelle cose reali, nelle ricchezze nostre? Ma non hanno Perché sbagliato i ragazzi, questo ti sto dicendo. Ricchezze, non hanno sbagliato i ragazzi, hanno sbagliato chi prima non ha creduto. Questo, io ho detto che spesso bisogna anche credere nelle proprie potenzialità e rischiare. Purtroppo non avendo sbocchi qui da noi è molto più facile emergere fuori. Però si potrebbe anche emergere giù da noi lottando e lavorando duramente. Purtroppo si emerge con più tempo, il tempo che ci vuole per emergere è di più. Vabbè. Ti do ragione che non hanno gli strumenti, però dobbiamo anche essere consapevoli che abbiamo le ricchezze e che spesso non le sappiamo neanche usare. Va bene, senti, fammi collegare un attimo con Marco Sciarra, perché lui è in collegamento Skype, anche lui, anzi mi raccomando resta collegato anche tu, perché è un rapper famosissimo, lui è da poco è uscito anche il suo ultimo lavoro. Collegatemi intanto. Io ho già avuto modo di parlare con lui. Regia, gentilmente collegatemi con Marco Sciarra, eccolo qui, lo vedo nel monitor. Ciao Marco, come stai? Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Benissimo, voi spero lo stesso. Sì, stiamo bene, si va avanti in questo ultimo blocco di Tennellode, oggi giornata di San Valentino, siamo qui a dedicare questa puntata all'amore e soprattutto l'amore verso la musica e la canzone, così come tu Marco sei riuscito a dedicare del tempo attraverso un videoclip molto bello che si chiama Guida e Basta. Ce ne vuoi parlare un attimo? Certo, allora Guida e Basta nasce circa un anno fa per un contest sulla sicurezza stradale in musica che da 3 anni, se non sbaglio, ormai porta avanti Radio Italia insieme ad ANAS, sicurezza stradale. In pratica abbiamo fatto questo pezzo, ho scritto questo pezzo, è composto dal produttore Essa, che saluto e mando un bacio, un ottimo lavoro, tra l'altro il nostro primo e abbiamo raggiunto ottimi traguardi essendo tutti e due molto giovani. In pratica questo pezzo parla della sicurezza stradale in musica, pertanto si chiama Guida e Basta, però non volevo fare la classica cosa, sai, un po' stiamo vivendo in un periodo drammatico, storico, di crisi globale, e non volevo fare la classica canzone, come dire, dell'incidente, quindi cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto un mood funky anni 80, elettronico anche se vogliamo, sul quale movimentare, e allegramente ho fatto, diciamo, le regole da seguire quando si guida, in modo che quando uno guida, se l'ascolta in radio dice allora non devo guardare il cellulare, poi lo facciamo un po' tutti, però se uno può tenere maggiore attenzione è meglio. Quindi volevo ringraziare tra l'altro sensibilizzare volevo ringraziare tutti DJ Olli, tutti quelli che hanno partecipato alla, diciamo, alla produzione di questo pezzo, che tra l'altro dopo essere arrivati in finale a Radio Italia con questo pezzo, purtroppo la finale vedeva il giudice d'onore Levante, che purtroppo per il Covid abbiamo dovuto fare un live un po' particolare, no? Direttamente dalla webcam, ripreso direttamente da casa, per bloccare questo maledetto virus, e speriamo di tornare al più presto sui palchi. E poi l'altro grande traguardo è che è uscito ormai da 3 giorni, sta andando benissimo su tutte le piattaforme, su TikTok addirittura, molti ragazzi famosi, molte ragazze famose stanno utilizzando la traccia proprio per sensibilizzare il tema, ed è uscita con Subside Records, e la più grande soddisfazione che è distribuita da Sony. Senti, un altro tuo grande successo è Come Adamo ed Eva con Eva Enger. Com'è nata questa collaborazione?
Guarda, la collaborazione con Eva Enger è stata alquanto strana, perché in pratica avevamo una serata insieme a Terni. Era vicino questa data, più o meno lì si festeggia San Valentino, ok? Quindi era, non ricordo benissimo, c'era una maratona di beneficenza organizzata dal grandissimo Egidio Sergio, un grandissimo produttore di Terni, che saluto anche lui. Niente, la sera in pratica è stata rinviata la maratona dopo aver ricevuto tantissime iscrizioni, se non sbaglio più di 5.000 iscritti, e per maltempo è stata rinviata. La sera, andando a mangiare insieme con Eva, scherzandoci su, insomma, tra Egidio, tra il marito Massimiliano, il grandissimo Massimiliano, è nata su questa cosa: ma perché non facciamo un pezzo dove, dato che io sono un po' distaccato dal rap attuale, sono, se vogliamo, un po' contrario, ma semplicemente per alcune tematiche che si toccano, perché io sono stato sempre abituato, sarò insomma un po' abituato io all'old school. Quando arrivai in finale a Sanremo ho toccato la traccia del bullismo, ho toccato tracce come il femminicidio, ho toccato, insomma, mi piace toccare temi approfonditi e approfondire soprattutto temi importanti come quello di Guida e Basta, oltretutto. E niente, abbiamo detto: perché non facciamo questo pezzo in circo dove prendiamo per il culo tutti? È nata così, scusate il termine. Quindi abbiamo fatto questo pezzo che è andato benissimo anche, saluto Eva tra l'altro, e poi purtroppo abbiamo fatto una serata a Milano, una serata importantissima, e poi è scoppiato il Covid purtroppo. 14 gennaio scorso. A proposito di questo periodo, come hai vissuto tu questo blocco dovuto al Covid? Allora, guarda, in parte malissimo, nell'80% dei casi. Ho rilasciato delle storie su Instagram qualche sera fa, proprio dopo l'uscita, pochi minuti dopo l'uscita di Guida e Basta, proprio per invogliare i ragazzi emergenti. In che senso? Dovete sapere che io poco prima del pezzo con Eva Enger ho vinto un contest con il rapper Lion, che è molto famoso nell'underground, ha appena rilasciato un pezzo con Fabri Fibra pochi giorni fa. Ci siamo trovati a Milano, siamo usciti per l'RR Records, RR Mob, quindi un passo importantissimo per il rap italiano. Poi mi è successo la collaborazione con Eva Enger, dopodiché sono uscito con Tony. Il problema è stato che a un certo punto mi sono trovato molto demotivato, perché eri pronto, diciamo tra virgolette, a fare grandi passi, anche perché secondo me non devi mai ritenerti arrivato nella vita, perché sennò finisci lo stesso giorno in cui lo pensi, per come la vedo io dal mio punto di vista. Però insomma, avevo fatto grandissimi passi avanti. Si trova questa pandemia, ci sono problemi molto più gravi, però magari uno che prova a farne una ragione di vita e il lavoro, soprattutto per la musica, è una bella batosta, perché mi sono trovato bloccato. Pensate che il live, l'ultimo dopo Milano, ho fatto una data vicino al mio paese, qui a Potenza, una data privata, e dopodiché è finito tutto. Pertanto io ho tantissimi lavori, ho scritto, ho prodotto. Nella prima parte magari dicevi: ma sì, ora basta, poi siamo passati nella seconda fase, ora stiamo per attraversare la terza fase. La musica è stata penalizzata in tutto e per tutto. Non voglio parlare neanche degli artisti, diciamo, famosi, che magari, però più che altro per chi sta dietro le quinte è ancora più dura, come ben sapete, e soprattutto per gli artisti emergenti che erano pronti a fare passi del genere, perché io domani mattina, svegliandomi, mi trovo demotivato anche ad andare a, come dire, registrare la prossima traccia, perché dico: dove vado a cantare? Certo. Però proprio per questo voglio lanciare un messaggio, proprio perché mi collego al... Senti, scusami Marco, scusami, perdonami, voi rapper di solito utilizzate il freestyle, mi pare che si chiama così quella tecnica, giusto? Come no? Sì, certo, freestyle. Ecco, perché non lanciamo proprio attraverso questa tecnica l'appello che tu volevi lanciare, e io ti do delle parole chiavi, ok? Questo è il bello un po' anche della nostra... Allora io ti do queste parole chiavi, mi inserisci sia te nell'ode, quindi 10 lode o te nell'ode, come ti fa più comodo a te nella rima. Poi mi inserisci, ecco, quindi la positività, quindi andare fuori dal discorso
uscire al più presto, ecco, da questa pandemia, e poi ecco l'annuncio che volevi fare tu. Ok, va bene. Lo sai, in questo gioco se senti Sciarra rappare c'è qualcuno che gode. Saluto tutti gli amici di Top 10 e Lode. Lo sai, questa è la mia attività, percettività. Voglio mandare a fare in culo questa positività. Lo sai, da quando è morto Kobe ci sta uccidendo questo Covid, ma presto ne usciremo fuori. Lo sai, fra, in questo gioco Sciarra è troppo forte. Guardi me, guardi, arriva tipo la morte. Lo sai, in questo gioco senti che ti dico. Saluto anche il mio amico D'Amico che ci fa di cognome. Senti, Sciarra non si ferma mai quando parte col freestyle. Dimmi tu che ne sai. E lo sai che con la rima arrivo prima. Se non mi fermi vado avanti fino a domani mattina. Lo sai, in questo gioco schiaccio la testa a tutti questi serpenti. Voglio mandare un in bocca al lupo a tutti gli artisti emergenti. Grande, grande, davvero, ve lo giuro, non è stato preparato niente, cioè tutto così nel bello della diretta. Anche a D'Amico ha salutato, ma forse D'Amico è già andato certo, ormai D'Amico sta festeggiando stasera, se l'è presa libera stasera D'Amico, altro che stava male a casa. Devi sapere, stai zitto, questa ce la paghi, D'Amico. D'Amico, mi hai fatto devi fare... sapere che quando ci sono queste videochiamate si chiacchiera in queste ore. Io ho chiacchierato con questo giovanotto valente, veramente capace. Senti, D'Amico, lo devi invitare al tuo premio questo ragazzo, perché è bravo. Già è stato invitato. Lo sapevo. È vero. Lo sapevo. È una cosa che capito, lui fa le pubbliche. Oltre ad essere un ragazzo di 25 anni che fa musica, è anche un imprenditore, perché fa anche lavoro extra, quindi ho capito che aiuta la famiglia in questa piccola impresa balneare che è a Roseto Capuspulico, perché anche lui è un pezzo di Calabria, oltre ad essere di Senise. Quindi vedi quante cose io so del giovane Sciarra, ok? Quindi lodo. Però una domanda te la voglio fare, Marco: ma sta rosa dietro le spalle di chi è? Allora, ragazzi, vedere subito la rosa dietro le spalle stamattina della mia ragazza, questa qui, bellissima, che saluto, che stamattina mentre mi facevo la doccia si è imbucata in casa e ho trovato sta rosa. È cambiato il mondo, però ovviamente anche io già avevo fatto il mio, ragazzi. Bravo. Marco, chiudiamo col freestyle sull'amore e viva l'amore, vai, chiudiamo con te con questo freestyle. Lo sai che Sciarra con la rima si beve contro il liquore, faccio un po' di freestyle sopra l'amore. Lo sai che Sciarra sta sempre la rima passa. Voglio mandare un grande bacio alla mia ragazza, che sono il primo, la mia ragazza che si chiama Maria Cristina Valentino. Lo sai, in questo gioco sono troppo forte. Arriva Sciarra e vedi tipo la morte come prima. Lo sai, fra, in questo gioco se senti me tipo un suicidio, mi raccomando, mi fa tipo l'uomo che abusa e fa femminicidio. Grande, bravo. Applauso di tutto lo studio. Grazie, ragazzi. Io ringrazio Marco che è stato... un po' di perché sentivo l'eco. Grazie Marco per esserti collegato con noi, ritorna quando vuoi. Io saluto anche il mio amico Gati e Saverio che mi ha permesso insomma questo collegamento per te direttamente. Un bacione a Gati. Gati, sì. Spero di avervi presto qui quando ce lo permetteranno, di avervi ospiti in studio sia a te che a Gati e insomma con la tua musica i tuoi grandi successi. Allora Vincenza, grazie Marco, chiudetemi il collegamento quindi con Marco e lasciatemi Antonio, perché come ho detto lo devo tenere fino alla fine ad Antonio, perché se no lui va già a festeggiare, non è giusto, deve essere collegato con noi fino alla fine. Social Room. Ti rivelo un segreto mio, Greco: il 14 per me non è un giorno bello, quindi non festeggio, sappilo. Vabbè dai, però hai una donna a fianco straordinaria, quindi spero che questo giorno ma Adele con me, è sempre con me, e quindi io sono felice di poter essere oggi, anche se me la fai salutare, male con lei. Me la fai salutare ad Adele, gli mando un bacio grande ad Adele. Ti saluta anche lei, Vincenza, dediche per la Social Room, cosa abbiamo? Allora, Alex, non ci crederai mai, ma io ho una cosa per te, te le leggo.
Sono Linda, buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Auguri a tutto lo staff, in particolare al mio bellone che è alla tastiera. Una grande voce, un grande artista, la canzone che chiedo lui già la sa. Un abbraccio e ancora buon San Valentino. Post-scriptum, sono Linda, la compagna del papà di Alex. Ciao Linda! Là, bene. In quel di Catanzaro. Ecco, e quindi E salutiamo. quindi lui già sa la canzone che Linda vuole dedicata. Già la quindi- sai, Alex? Sì. Sì, la sta La sta preparando, cercando. la sta cercando adesso. Allora guarda Intanto, Giuseppe, se vai. mi dai altri 2 minuti, perché sono arrivati veramente tantissimi messaggi. Fammi chiedere, quanti quindi- minuti abbiamo dalla regia prima di chiudere? Abbiamo 3 minuti, se no Linda rischia di non ascoltare il brano. Vai. E allora al volo, Aspetta Alex, scusami. dopo che Alex, hanno chiesto a te che cosa facevi a San Valentino, lo hanno chiesto a me, quindi io per par condicio pure devo rispondere. Ragazzi, io stasera probabilmente sarò con le mie amiche, però insomma se dovessi scegliere un San Valentino mi piacerebbe magari anche una cena, poi il giorno dopo una colazione così a letto, una roba molto tranquilla insomma. Molto soft. Spero di aver chiarito. Alex, ti passo e ti cedo la parola. Bene, noi vi ringraziamo, quindi chiudiamo con il brano di Alex per Linda. Viva l'amore, un augurio ancora a tutti gli innamorati, ma soprattutto, come abbiamo detto prima, a quelli che non saranno dimenticati. Grazie a tutti per averci seguito, ringrazio la regia di Giovanni Stefano Rodio, tutti i nostri operatori presenti oggi qui, da Fabrizio, Saverio, Serafino, il buon Francesco Turco, insomma, D'Amico che è collegato via Skype, il nostro direttore di testata, tutta la redazione di Ten. Grazie di cuore a tutti, viva l'amore, viva l'amicizia e soprattutto viva la musica. Alex, a te. Linda! My first, my last, and my everything. And you answer to all my dreams. Oh, you answer my moon, my golden stars, my kind and wonderful. I swear you are. I know there is only you, only one like you. There's no way can happen me the two. You're all I'm living for. You Lord I give forevermore. You're the first, you're the last. I have faith.